Vengo da Roma, praticamente io sono venuta a Ravascletto nel lontano 1974 in vacanza e anche per conoscere i genitori di mio cognato. E quindi io sono partita, sono venuta in queste zone pensando di andare alle Dolomiti perché non conoscevo ancora il nome Carnia. E qui ho incontrato il mio attuale marito, che si chiama Paolo, era una guardia forestale, quindi lo l'hanno mandato a Belluno e precisamente in una piccola frazioncina di nome Sospirolo. E lì anche ho trovato un ambiente ancora diverso dalla Carnia, ci siamo sposati, dove lì abbiamo trascorsi 9 anni. Sono nati i nostri figli, nel 1995 abbiamo deciso di trasferirci a Ravascletto, a Salars, la casa nativa di Paolo. Purtroppo, per motivi franosi, hanno dovuto buttare giù la latteria centrale, il negozio che era gestito da Tony Carolina e l'albergo Bucaneve, tra cui anche qualche casa a stalla e così. E quindi siamo rimasti in pochi in questo piccolo borgo. Venendo dalla campagna e quindi abitare in una zona di montagna, sicuramente l'ambiente è molto diverso, sia come vivere come mentalità. Però io, siccome sono una persona abbastanza aperta, quindi diciamo in tutti questi anni io non ho avuto difficoltà ad abitare in questa piccola frazione di nome Salars. Lo sento ancora il richiamo nativo perché giustamente è il mio paese. Quando arrivo giù tutti arriva la Castellana. Sì, perché degli amici sono venuti a trovarmi tanti anni fa e allora mi dicevano che sono la Castellana perché ho il castello, la mia casa è il castello, no? E allora mi dico, viene giù la Castellana, no? E niente, io sì, come ho detto, ritorno volentieri giù, però devo essere sincera, il mio cuore è qua. E i miei amici certo mi chiedono cosa fai, infatti loro gli sembra un po' strano che io ho fatto questo cambiamento, come ti ripeto sono sempre stata una persona che io mi sono adattata a tutto, però sai la montagna è un po' più particolare, infatti tante volte mi dicono ma è freddo, come fai con la neve? E io dico basta mettere un paio di scarponi, una giacca a vento e sei a posto, non è che hai tutte queste problematiche. Mi dicono sempre anche che sono fortunata perché vivo sembra un posto tranquillo, sereno, dove non c'è caos. Infatti anche i miei amici sono tutti schizzati. Comunque quelli che sono stati a trovarmi mi hanno detto che sono in un paradiso e io mi sento in un paradiso. Così. Io la mattina mi alzo, apro le finestre e di fronte ho il Col Gentile. Scendo in sala, apro la finestra e ho lo zoccolare. Cosa vuoi di più? Per me è qua il paradiso. Abbiamo territori che sono stupendi. Io dico sempre che vivo in paradiso, è qualcosa di meraviglioso.